Amici bellini, e che vi credevate che essendo martedì, sai, una giornata dove noi dobbiamo guardare alle altre, ma noi giochiamo poi domani, quindi di martedì vi lasciavo senza video, avevo solo bisogno di dormire un attimo. Dai, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, di che si tratta? Salvatore Di Gennaro. A proposito, ho sentito che San Gennaro ha fatto il miracolo. Bene, molto bene. Sapete che non ci credo, ma chi non ci crede poi è fesso. Com'era quel non crederci porta male, eccetera. C'è sempre tra il sacro e il profano, tra il lusco e il brusco, noi napoletani. Scrivetemi nei commenti com'era la storia, chi ci crede porta male. Non mi ricordo come mi chiamo. Dobbiamo il like, vi siete dimenticati il like, dobbiamo anticipare la partita con l'Udinese, perché è importante, perché il gufaggio, ragazzi, noi ci proviamo, però l'Atalanta con un mazzo senza precedenti, perché bisogna dirlo, l'ho ascoltata per radio nel mezzo dei miei impegni musicali di ieri, e la Salernitana meritava, attenzione, la Salernitana meritava di passare in vantaggio più dell'Atalanta, colpisce un palo clamoroso prima del gol di Zapata e poi la svangano. Non sappiamo gufare, veramente non sappiamo gufare, non ci siamo mai riusciti, e quindi è difficile sperare nei risultati degli altri, quindi dobbiamo parlare solamente di noi, e direi di farlo a livello di lavagnetta, no? Perché quando passiamo con un Ambrabam passiamo... Ah no, questa era una cosa... Aggiornamenti sulla maglietta. Calcio Napoli, Amazon.com, stiamo ancora l'anno scorso. Amazon.com, Amazon, Calcio Napoli, Amazon.com, stiamo ancora l'anno scorso. Combat Pro, dai, che significa? Amazon.com. Dovete pensare che ci stanno i tifosi all'estero, ve ne parlate spesso. Il tifoso all'estero secondo voi va su Amazon.it? No, va su Amazon.com. Dopodiché, se proprio voglio andare su Amazon.it, vediamo se ci sta. E ci dovrebbe stare, perché controllai, scriviamo Napoli, esce una tazza, esce una cosa, il più venduto è questa qua, che è poi la replica ufficiale, e ci sta. Vediamo se cliccando qua possiamo andare nello store di SSC Napoli. Eccola qua, perfetto. Poi tra l'altro store scritta a minuscolo, un po' più di ufficialità. Cerchiamo di essere un pochino più ufficiali e seri con queste cose. Scopri la nuova collezione e vabbè, ci abbiamo tutti i ragazzi. Questa foto di Koulibaly non è la migliore, e quindi va bene con il merchandising, il merchandise. Si clicca su questo e si possono prendere gli stessi prezzi che poi alla fine vediamo sulla home del sito ufficiale del Napoli, quindi più o meno dovrebbe essere la stessa cosa. Non vedo ancora le repliche ufficiali, che invece su Amazon.com ci stavano le repliche. È semplicemente una maglia che il Napoli l'anno scorso faceva anche negli altri anni, di qualità leggermente diversa, magari la scritta dello sponsor non è applicata ma è già sul tessuto, per dirci, ed era una bella cosa che faceva il Napoli per i tifosi che magari vogliono comprare ufficiale, vogliono aiutare e supportare la squadra, però non possono permettersi il tessuto da gara, perché comunque, ragazzi, 125 più la spedizione è una bella botta. La botta è un po' forte. Oltretutto, io vi devo dire la verità, la blu, che è bella, cioè l'azzurra, la prima maglia, che è bellissima, è troppo simile a tutte le altre con la scritta Lete. Questa qua mi sconfinfera, mi incuriosisce, perché il colore col dorato e col rosso mi piace sul bianco. Però questa qua no, questo è un peccato, sinceramente. A quel punto preferisco quella europea, e l'europea non l'abbiamo ancora vista in giro sui siti e non sappiamo se la metteranno, quindi io credo che aspetterò un pochino. A proposito, mo ne parliamo dell'Udinese, non voglio perdermi in chiacchiere, però questo era importante da dire a chiusura. Vedi, informazioni Udinese così, e adesso passiamo direttamente alla lavagnetta, così con un Ambrabam, no, con l'Ambrabam, questo qua.
questo qua. Però volevo farvi vedere anche una cosa, guardate, un amico bellino ha fatto il rendering della maglietta, quella là che noi speriamo sia una maglietta non del portiere, così ve la faccio vedere subito, eccola qua, è Messico 86. È uno scherzo, a proposito, ci siamo quasi, la cosa esce di martedì, ma veramente di martedì, Messico 86. Poi tra l'altro Angela ha detto, ma solo ragazze che fanno vedere la maglietta? No, Angela, anche dei bei ragazzi che mostrano la maglietta Messico 86 ci può stare. No, il rendering della maglietta, quella là indossata da Mertens nel render, questo rendering è più come si dice, è più fedele rispetto a quello che abbiamo visto, che era questo qua. Aspettate, fatemelo riprendere, questo qua, perché se andiamo poi a vedere il pattern del portiere, della maglietta del portiere, è così, ed è diverso da questi qua che sembrano più fulmini che fiamme, fulmini e saette. Questa qua di Mertens, questa qui che qua è più veritiera. L'amico bellino che mi ha mandato questo rendering, se esce così io me la prendo, ragazzi, poi tamarra o meno, decisioni o meno, senza badare in chiacchiere, non si dice senza badare in chiacchiere. Passiamo a parlare di formazione e di campo, perché una notizia è sicuramente che Ospina può andare in porta, ma Meret viene recuperato e convocato, quindi buone notizie per il Napoli, perché è importante averli comunque tutti e due e sperare di far giocare quello che è più in forma o far tornare Meret quando sarà al 100%. Oramai bisogna fare la decisione, veramente cambia poco secondo me. Di Lorenzo penso che l'ala non si muove, Manolas dovrebbe rientrare, K2, rientro di Mario Rui ce lo aspettiamo, Anghissà inamovibile assolutamente, con Fabian che oramai si è stabilito lì a sinistra, ora anche per fare in modo che quando si abbassa il sottopunta e diventa mezzala si trova Fabian più centrale e Anghissà mezzala destra che lo fa bene, piuttosto che avere Anghissà. Ma sono centrocampisti molto, Anghissà è un centrocampista molto dinamico, molto mobile, te lo ritrovi dappertutto dove serve, quindi c'è questa situazione qua. Potrebbe rientrare Politano al posto di Lozano dal primo minuto, Osimhen non è in discussione, credo che Insigne non abbia più noie e io segnalo un Elmas al posto di Zielinski che ancora probabilmente deve recuperare al 100%. Si potrebbe giocare la carta un as Spalletti dall'inizio, qualcuno lo sta pensando, però un as spacca le partite, lo sapete, insomma c'hai quel cambio che ti può dare una mano e quindi potrebbe secondo me cominciare Elmas insomma dall'inizio. Per quanto riguarda l'Udinese abbiamo saputo, vedi poi è scritto male, però insomma abbiamo saputo che hanno recuperato Striger Larsen, che è un giocatore che a me piace molto, e abbiamo solo, io non voglio fare il pompiere, attenzione è difficilissimo che l'Udinese ha 7 punti, no, è una partita che il Napoli può vincere senza, insomma se la affronta bene può vincere tranquillamente, perché poi guardando l'ultima partita dell'Udinese non è che meritassero tantissimo. Il problema che può incontrare il Napoli è che l'Udinese non ti dà punti di riferimento in attacco. Se gioca Delofeo, se gioca Pussetto, che comunque gira tutto intorno, non è proprio una prima punta, molto veloce, anzi velocissimo, gli manca più la conclusione, ok, o Loco o con le Pussette no, Delofeo e Pereira sono tutti trequartisti che ballano tra le linee, con l'acqua in tasca, ballano tra le linee, ed è lì che il Napoli, non avendo punti di riferimento, può mettere in difficoltà tra le linee la linea Koulibaly-Manolas con la linea Anghissà-Fabian. Nel momento in cui perdiamo palla in avanti potrebbe, con uno scambio, con una triangolazione che Gotti sicuramente ha studiato, perché tutte le volte che il Napoli è andato in difficoltà è per scambi veloci che sono andati a buon fine dal centrocampo alla tre quarti, quindi lì il Napoli dovrà essere attentissimo. Sono sicuro al 110% che Spalletti ha lavorato proprio su questo, magari difesa molto alta quasi a livello del centrocampo se vuoi fare il recupero alto quando appena perdi palla, subito la riaggressione, e difesa molto alta. Ti puoi correre il rischio di Pussetto che ti scappa alle spalle, sì, però eviti che i trequartisti tra le linee possano poi scambiare tra di loro e possono mandare poi i famosi quinti che noi soffriamo tantissimo, perché comunque hanno giocatori sulle fasce. Qua la porta 3-5-2, il rumore delle Harley, no? Le motociclette che devono fermarsi sotto casa mia
Adesso aspettiamo la sgasata. Molina, attenzione a Molina, lo vedo. Wallace, Stringer. Dai, o no? Un'altra. Quello è lungo il semaforo. Benissimo. God bless you. Di conseguenza dobbiamo stare attenti a questa situazione qua. Dopodiché c'è una statistica importante che non dico per scaramanzia, ma qualcuno di voi più attenti già lo sa, riguarda i gol fatti del Napoli. Non lo voglio dire assolutamente perché sennò ce la cufiamo da soli, e speriamo bene. Domani deciderò se farcela live, così voi state tuned, voi state iscritti al canale Telegram, lo sapete a prescindere. Deciderò se farcela live o se fare il discorso di reaction e poi live post partita. Ce la dovremmo poter fare domani senza impegni vari che potrebbero uscire last minute. Chi mi segue su Instagram lo sa, ha visto varie insomma cose anche del genere. Belle view, belle cose. È un bel posto dove stare. Se proprio non puoi stare a Napoli, a New York è un bel posto dove stare in esilio, sempre tra virgolette, le famose virgolette. Queste non sono i coniglietti, sono le virgolette, perché altro che esilio, sto una favola, quando mai. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate della formazione, degli aggiornamenti, magliette e cose varie, e di Messico 86 che sta per uscire. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.